Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla 45esima lezione di Radioestesia Basic del vostro Marietto Veneziano dal titolo Il coraggio e la forza. Ma prima di iniziare questa micro pillola di radioestesia radionica, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Decarre, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, ormai sono famosissimi, e anche in Telegram, dove lo sapete ormai ogni lunedì sera alle 20:30 il Decarre Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito, siete tutti invitati, si parla sia di Kabbalah che di Ermetismo e di altre materie esoteriche. I link li trovate qui sotto in descrizione, se volete lasciare un commento benvenuto e anche un bel super like. Un'altra cosa importante, ora sapete che il Marietto ha raggiunto i 1000 iscrizioni, i 1000 iscritti e quindi ha anche una community sul tubo, e quindi se volete lasciare qualche commento o prelevare qualche file grafico tipo circuiti radionici o quadranti radiostesici, il Marietto li metterà anche e li posizionerà anche nella community del YouTube. Bene, iniziamo subito a parlare adesso dei circuiti radionici, induttore magnetico, e del circuito sempre radionico per il coraggio. Questi due circuiti sono molto importanti soprattutto per questo periodo che, come voi sapete e avete visto con i propri occhi, è un periodo in cui gli italiani e lo stivale è messo sotto pressione. Ma parliamo prima del circuito radionico induttore magnetico che ho già presentato in altre pillole. Questo circuito serve proprio per dare forza, volontà, forza magnetica vitale e forza curativa. Come si attiva? Allora, prima di tutto voi sapete che un circuito al massimo dopo un mese raggiunge il suo punto di forza e quindi il corpo eterico si satura. Quindi si mette qui la vostra fotografia e si lascia almeno un mese come minimo. Anche per il circuito radionico per il coraggio, ma vediamo un po' questo nuovo circuito, perché questo qui ne ho già parlato in altre pillole, quindi dalle pillole 44 in giù, se andate a spulciare nella playlist le troverete. Bene, ma parliamo di questo nuovo circuito che serve per dare coraggio, proprio perché oltre alla forza dobbiamo avere anche un po' di coraggio in questo periodo. E coraggio in che senso? Nel senso di affrontare, di rischiare di avere la forza, la chiarezza e la lucidità per affrontare qualsiasi cosa con appunto coraggio. Quindi non è incoscienza, né cecità o mancanza di visione, ma è un coraggio intelligente e cosciente di quello che si fa. Questo circuito agisce a livello psicoemozionale importante su una persona allo scopo di stimolare qualità positive specifiche necessarie per superare gli squilibri energetici e indispensabili per una corretta crescita spirituale, perché ci vuole anche il coraggio per crescere a livello spirituale oltre al circuito di forza magnetica. Come si usa? Mettere al centro la foto nel circuito è il soggetto da trattare energeticamente. Il circuito va lasciato in funzione, in questo caso qua, ininterrottamente fino a esito ottenuto. Se ci sono periodi in cui vedete che ballate male a livello psicoemozionale, ad esempio di coraggio, perché chiaramente su questo periodo qui è un periodo un po' duro per tutti, questo qui è un circuito che vi può aiutare ad aver coraggio. Riprendiamo anche l'altro circuito, questo qua. Circuito radionico indutto magnetico praticamente ha le stesse peculiarità, cioè praticamente aiuta ad avere forza, la forza e la chiarezza, la lucidità per affrontare qualsiasi cosa con forza, con coraggio. Devono essere coadiuvanti, cioè devono essere praticamente che vanno insieme per dare un maggiore aiuto al corpo eterico e ai corpi sottili. Non c'è nessuna controindicazione, si possono usare, l'importante è piazzarli in un posto in cui non vengono disturbati e lasciarli lavorare. Non dovete aver paura di nessun tipo di contraccolpi o quant'altro che si legge magari sul web. Bene, detto questo, il vostro Marietto Veneziano è finito qui. Vi ricordo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube. Se volete lasciate qui sotto un commento in community, che è sempre ben felice, e anche sotto la descrizione. I link per raggiungerci sono qua sotto. I circuiti, se non li trovate nei gruppi di Face, ormai Face è il punto di riferimento, si trovano anche nel sito alcapitano.intervista.org e sono gratuiti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!